ci stiamo coordinando, stamattina c'è stato un giro di telefonate molto ampio e tuttora il telefono suona e quindi siamo tutti in attesa di una presa di posizione ufficiale di De Toni. Urgentemente richiesta da numerosi sindaci, tra cui Lanfranco Sette, primo cittadino di Latisana, la conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria Friuli Centrale è stata convocata da Alberto Felice De Toni per lunedì 17 marzo alle 15:30. Il confronto avverrà con la direzione sanitaria dell'azienda e alla presenza dell'assessore regionale Riccardi. Il tema, caldissimo, è quello delle esternalizzazioni di alcuni reparti ospedalieri, tra cui il pronto soccorso di Latisana. Non c'è nessun atto di privatizzazione, è avanzata un'ipotesi che riguarda una partnership pubblico-privata da parte di alcuni operatori ben conosciuti in questa regione di poter svolgere delle attività che a questo punto devono esperire l'analisi dell'azienda per l'eventuale riconoscimento dell'interesse pubblico. Il sindaco Sette non contesta l'ipotesi in sé di esternalizzazione, ma il fatto che non sia stata condivisa con il territorio. Un documento approvato dalla conferenza dei sindaci era stato anche condiviso e poi abbiamo saputo per vie traverse che è stata data attuazione a un altro documento che contempla degli articoli non previsti nella prima versione, tipo il tema delle esternalizzazioni, quindi c'è disorientamento e anche una certa sorpresa che tutto ciò sia potuto avvenire. Questa logica per la quale ogni sindaco è padrone del suo ospedale è una logica superata dalle condizioni del tempo. Noi non siamo padroni di nulla, partecipiamo, siamo anzi dei servi, tra virgolette, di quella che è l'esigenza di sanità. A 12 chilometri c'è un ospedale, quello di Portogruaro, che viene difeso strenuamente dal presidente Zaia, viene potenziato giorno per giorno e ha dei numeri inferiori ai nostri. Attorno a queste cose credo che tutti quanti dovrebbero un attimo fermarsi, perché l'alternativa a queste cose è non averle.